Due parole su chi siamo e cosa facciamo. OGD Pedemontana Veneta e Colli nasce anche da una storia precedente alla normativa della Regione Veneta, primi del 2000 con l'Associazione Pedemontana Vicentina, poi con la legge regionale 11 del 2013 si è evoluta in OGD Pedemontana Veneta e Colli, da lì perché la Regione Veneto ha modificato con la legge regionale, ha diviso la Regione Veneto in destinazioni turistiche, quindi sono 17 in questo momento, 3 sono all'interno della provincia di Vicenza. All'interno della provincia di Vicenza abbiamo Pedemontana Veneta e Colli, che è la parte dell'Alto Vicentino, la parte nord di Vicenza, che segue più o meno l'asse viario della Pedemontana Veneta, la parte alta che corrisponde con l'altopiano e la parte bassa che corrisponde a Terre Vicentine, che è Vicenza, in questo momento anche l'area bassanese e tutta la parte dei Colli Iberici, tutto il sud di Vicenza. Noi ci occupiamo di informazione e accoglienza turistica, di sviluppo, di coordinamento e di promozione di prodotti turistici. Dal 2000, anzi da alcuni mesi diciamo, stiamo lavorando con le altre due destinazioni e ci siamo accorti che se vogliamo andare lontani dobbiamo fare un grande lavoro di squadra e uniti si va molto più lontani che da soli. Quindi un grande lavoro di squadra è nata la consulta del turismo del territorio della provincia di Vicenza, dove all'interno ci sono le 3 OGD nello stesso tavolo, la Camera di Commercio che ha dato un grande contributo anche economico e la provincia di Vicenza. In questo tavolo, e qui anche poi vedrete durante l'esposizione del dottore Iarc, la costruzione del DMP, che è un piano, giusto perché così noi utilizziamo le sigle, ma è anche giusto dare un nome a queste sigle, un documento dove trovate tutti i nostri prodotti, perché oggi noi dobbiamo competere con il mercato, con quello che abbiamo, ma quello che dobbiamo avere deve diventare un prodotto turistico, perché quello che poi i turisti, quindi tutto quello che noi abbiamo lo dobbiamo mettere a disposizione del mercato e rispondere alle esigenze che il mercato oggi ci chiede. Quindi non solo una semplice promozione, che è quello che finora è stato fatto, ma anche un coordinamento, una regia, una formazione di un prodotto turistico forte che possa competere nel mercato. Abbiamo lavorato anche con lo Smart Touring Destination, è un bando della Regione Veneto, siamo stati assegnatari assieme a Terre Vicentine, qui una serie di dati che avremo a disposizione, quindi non solo le presenze e gli arrivi, che sono il dato che trovate oggi a disposizione, ma anche una serie di altri dati che ci permette di analizzare dai dati Mastercard, ma non solo, di incrociare questi dati per capire il turista, che tipo di turista arriva nel nostro territorio, cosa cerca, cosa fa quando è qui, come si muove. Questo saranno dei dati che raccoglieremo nei prossimi mesi, che poi saranno anche a disposizione. Questo ci aiuterà nella nostra strategia. Quindi io lascio la parola direttamente al dottore Iarc, che va avanti con l'esposizione. Poi se avete domande potete farle durante la spiegazione. Bene, buonasera a tutti e soprattutto grazie di essere qua e anche di scusarci per il ritardo dovuto al tunnel, come hai detto giustamente tu, Nicolas. Allora, oggi fondamentalmente vogliamo spiegarvi ragione in qualche maniera Nicolas. Diciamo, noi non siamo esattamente oggi qua per raccontarvi un piano, perché probabilmente ne avete sentiti già altre volte di piani. Sono fondamentalmente di quello che faremo insieme con gli operatori nelle prossime settimane, perché il ragionamento fondamentale è quello di andare finalmente a tentare di strutturare una offerta turistica all'interno delle diverse destinazioni del territorio vicentino che ci permetta fare un passaggio importante, è questo. Cioè, in realtà, il totale dei turisti che sono arrivati, come vedete, nel 2024 sulle diverse destinazioni della provincia vicentina rappresentano il 4% del totale di quelli che sono arrivati nel Veneto. In sé, come dire, oltre al fatto che siamo, diciamo, soltanto un po' sopra di Rovigo, senza niente che dire rispetto al Rovigo, il problema è che negli ultimi 5 anni sempre siamo stati al 4%.
cioè non si riesce a crescere. La domanda è il perché. La risposta ce ne sono due, perché siete brutti e cattivi, che non è vero. L'altro problema è, ci manca la promozione, ma in realtà la criticità non è questa. La criticità, facendo un'analisi approfondito di reputazione, di comportamento dei turisti, eccetera, ci dice fondamentalmente questo. In essenza ci manca quello che tecnicamente si chiama destination awareness, utilizziamo, come detto te in turismo, grandi paroloni in inglese, vuole dire, detto molto direttamente, che il mercato turistico non sa perché dovrebbe di scegliere qualunque delle destinazioni della provincia vicentina. Cioè, noi non siamo presenti nell'immaginario collettivo del turismo. Questa è un po' la realtà, dobbiamo dirci le cose come sono. Perché? Non perché non abbiamo abbastanza attrattività, ne abbiamo, in realtà perché il territorio non si è preoccupato mai del turismo, si è occupato di altro, e non l'abbiamo mai sviluppato. In conseguenza, a questo si aggiunge fondamentalmente un'altra problematica, cioè la frammentazione dell'offerta turistica. Noi continuiamo a vendere il territorio in modo disorganizzato. Nicolas l'ha detto, in realtà il territorio è diviso con 3 OGD, Terre Vicentine, Pedemontana e Altopiano di Asiago, quando in realtà i turisti, un turista tedesco, non è che capisce se Valdagno è su questo territorio piuttosto che all'altro, eccetera. Lui sceglie di venire qua perché magari vuole fare bicicletta o vuole fare attività outdoor, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, per questo che vedete qua, la mancanza di una proposta di valore, cioè rispondere a una domanda. Che cosa le proponiamo? Qual è la ragione per la quale un turista dovrebbe scegliere qualunque delle destinazioni che abbiamo sul territorio? Bene, perché questo? Fondamentalmente perché noi continuiamo a ragionare con questa logica territoriale, visione locale, cioè, voglio dire, ragioniamo con la logica che il territorio, con quella parola mettiamo un po' tutto insieme, che è corretto, la storia, la tradizione, il paesaggio, la nostra gente, la nostra gastronomia, un po' tutto. Va bene, cioè ha una logica o un pensiero geografico che sarebbe fondamentalmente ragionato e pensato da noi per i turisti. Cioè, noi pensiamo che al turista gli può interessare il baccalà alla vicentina, sto dicendo una stupidaggine, e puntiamo su quello. Quando in realtà oggi il turismo funziona in un modo diverso, cioè c'è la visione della domanda, il turista non compra il territorio, compra e vuole le attività e le esperienze che farà nel territorio. Diciamo, la differenza qual è? Che in questo caso concreto non è altro che l'insieme delle attrattive e dei servizi che mi permettono di fare quello che a me mi interessa. Cioè, il turismo oggi è verticale, non orizzontale. Cioè, le destinazioni... Io oggi ho sentito con lui, eravamo a una riunione in regione in Padova, ho sentito, perché la regione ha tutto, ok? Sì, ma non c'è il turista che ti viene perché hai tutto. Cioè, oggi il turista funziona, chi vuole fare bicicletta ti sceglie perché vuole fare la bicicletta, chi vuole camminare per fare la camminata o il trekking piuttosto per la natura, città d'arte, eccetera, eccetera. Bene, la logica del prodotto, diciamo, esperienziale, che non esperienza, è un'altra cosa, ok? È basato su quello che cerca il turista e questo è l'elemento dove noi ancora siamo deboli. In conseguenza, il ragionamento è quello di lavorare su un elemento, cioè sfruttare quello che abbiamo, perché le abbiamo, le attrattive le abbiamo senza dubbio, e alcune di valore non sufficientemente utilizzate o diciamo valorizzate, con una logica però dove la principale difficoltà oggi per un turista è che trovare la informazione di cosa fare, dove andare e quali le attività o le esperienze da fare, non dico impossibile, ma è difficilissimo, perché non siamo facilmente diciamo reperibili, uno.
difficile dare delle informazioni e ancora più complicato non tanto il dove dormire, lo può fare tramite Booking, sono le esperienze, le attività, il cosa fare, le visite guidate, eccetera, eccetera. In conseguenza il ragionamento qual è? Non fare la promozione, perché oggi fare soltanto promozione del territorio non si traduce immediatamente in flussi turistici, perché se io ti vendo vieni a Baldagno, la domanda è a fare cosa? Cosa ci posso fare? Cioè, oggi oggi quello che funziona è essere percepiti, concettualizzati dal mercato turistico come destinazione di qualche cosa. E la domanda è, e ve la faccio a voi, di cosa siamo destinazione qua? Ambiente e natura. Escursioni, patrimonio industriale. Bene. Natura? Come il Trentino? Chiedo. Meglio. Ci andiamo male. Non perché non sia vero. No, questo lo dico è molto interessante, è molto importante. Non perché non sia, no, ha fatto bene, non perché non sia vero, però il problema fondamentale è che dobbiamo di convincere alle altri che quello è vero e noi ci fermiamo prima. È vero che siamo del patrimonio industriale, vero, abbiamo tante cose, il problema è che aspettiamo che mi arrivino i turisti, non andiamo a cercarli, ok? Ma a cercare al turista non posso andare a dirgli vieni a Valdagno che siamo tutti, sino che devo decidere a partire da che cosa abbiamo, essere percepiti, caratterizzati come destinazioni di patrimonio industriale, archeologia industriale, natura, camminate, trekking un po' meno, fondamentalmente hiking, eccetera, eccetera, ma anche bicicletta per esempio. Ci siamo? Prego. Sì, sì. Ma quale bicicletta? Perché dire che sono destinazione di bicicletta è talmente ampio che mi perdo, perché oggi chi va con la bicicletta di strada è un tipo di turista rispetto a quello che mi fa gravel, rispetto a quello che mi fa mountain bike o downhill, eccetera, eccetera. Dobbiamo ragionare con la logica del prodotto turistico, ok? Bene. Allora, noi dobbiamo ragionare in questa logica. Noi in realtà, voi non tanto, non dico nomi, c'è una zona della provincia che è ancora un territorio, non è territorio turistico. Voi siete fondamentalmente ancora nell'ambito territoriale turistico, cioè avete della potenzialità, ma non siete destinazione. Ok? Lavoro è arrivare a quello. Bene. E lì dove si parte, cioè noi abbiamo fatto con la Camera Commercio un ragionamento, con la Camera di Commercio, che è un po' quello che diceva Nicola, cioè la frammentazione, cioè un turista, soprattutto straniero, non li possiamo andare a vendere o a raccontargli vieni al territorio a cui farai tutto, eccetera, deve dire, puoi fare bicicletta, puoi scegliere dove dormire A, B, C, D, E, perché quelli hanno caratteristiche per poter farle la bicicletta. C'è l'accompagnatore che se vuoi te lo puoi scegliere, eccetera, eccetera. Hai quello che ti risolve i problemi, eccetera, eccetera. Cioè il ragionamento fondamentale non è fare una logica, come dire, unica di logica provinciale, perché non funziona, ma soprattutto perché ci sono all'interno del territorio provinciale destinazioni che hanno caratteristiche di prodotti, destinazione diverse. Pertanto la idea qual è? La visione è quella di andare a cercare i turisti, ok? Ma per andare a cercarli non devo andare a raccontare il territorio, devo andare a raccontare il prodotto turistico che ho. La logica è considerare le diverse destinazioni, da Vicenza all'Altopiano, piuttosto che la Pedemontana, i Colli, Verici, eccetera, eccetera, come destinazioni differenziate. I Colli hanno bicicletta, fondamentalmente, mentre che voi avete anche la parte enogastronomica del patrimonio industriale, la natura, diciamo avete un pochettino più di varietà, per capirci, ma va strutturata e organizzata.
perché la criticità vera è che l'offerta turistica nostra non è strutturata, non è coordinata. In conseguenza la logica è quella di andare a proporci al mercato non come territorio, sino come prodotti destinazioni. E la Camera Commercio un po' che sempre ha finanziato le OGD, eccetera, dove ogni OGD faceva il suo pezzettino, ha detto stop, perché mi può funzionare quando sto andando a cercarmi i 2 giorni che mi fa quello di Padova piuttosto che quello di Parma, eccetera, ma se voglio andare al mercato internazionale, che è quello che ci interessa, devo andare con una proposta diversa. In conseguenza la logica è quella di costruire una maggiore attrattività turistica verso il mercato, coordinando le 3 OGD per costruire un portafoglio di prodotti turistici gerarchizzato. Dopo vedrete che cosa vuol dire questo, in modo di poter andare a comunicare e promuovere l'offerta in una logica integrata. E nasce questa, chiamiamola super OGD, dove abbiamo le 3 OGD più la Camera Commercio e fondamentalmente, importante, la partecipazione di quello che è la provincia. Oggi nel turismo è inutile andare a fare piani se dopo non hai la struttura operativa, cioè voi sapete bene come operatori che tu devi in qualche maniera per trovare dei clienti lavorare tutti i giorni. Pertanto quello che a noi ci manca come territorio, diciamo che è un ufficio di promozione e marketing continuativa che lavora, non dico 365 giorni all'anno, ma costantemente, e questa è l'idea fondamentale sulla quale stiamo lavorando con questa consulta del territorio e turismo tramite la Camera di Commercio. Come obiettivi sono quelli di incrementare l'attrattività del territorio per accrescere e accelerare lo sviluppo, ma soprattutto per incrementare la visibilità e la notorietà delle diverse destinazioni nel mercato, per poter attirare nuovi turisti e nuovi visitatori, dandoci un obiettivo. L'obiettivo è quello di crescere un 10% ogni anno nei prossimi, fino al 2030, nei prossimi 5 anni, in modo di crescere. Un 10% può sembrare poco, considerando però che la previsione di crescita per l'Italia per i prossimi anni è del 3 al 4% annuo, pertanto vuol dire che dobbiamo fare di più e dobbiamo di crescere sul mercato internazionale, prevalentemente, lo vedremo dopo, Germania, Austria, Francia e Svizzera, che sono i mercati che ci possono dare diciamo dei risultati migliori. Come faremo questo? Il progetto. Innanzitutto comparte dal fatto di costruire un sistema turistico che ci permetta di ragionare con una logica di evitare la frammentazione, ma soprattutto diciamo bypassare una delle problematiche che abbiamo, quelle dei campanilismi, ok? Perché al turista non le frega niente. Pertanto, primo passaggio, ragionare in logica di mercato, non più in logica locale, cioè non più in logica di territorio, se non organizzarci in logica di prodotto destinazione. Per fare questo però noi abbiamo bisogno, come anche voi operatori, di avere una cornice, di sapere quali sono i prodotti turistici, su quali mercati, cosa dobbiamo fare, cioè abbiamo proceduto a fare il Destination Management Plan, cioè il piano, che non è un piano strategico, è un piano operativo che ci dice cosa fare, chi lo deve fare, quando lo devi fare e come lo devi fare. E questo è importante anche per le diverse OGD, perché anche così adesso loro avranno i compiti specifici per sviluppare i prodotti, diciamo, di area locale. Ma per avere questo, partendo dalla premessa, vi ho detto che non lavoreremo più sul territorio ma sui prodotti, si lavorerà fondamentalmente con gli operatori turistici di ogni territorio per creare in qualche maniera un'offerta turistica solida che diciamo corrisponda alle motivazioni turistiche dei clienti, costruendo, dotandosi di sistemi di promozione e comunicazione, sito web, app, eccetera, eccetera, ma soprattutto social, per poter fare
una comunicazione e una promozione costante e con tutti questi prodotti creare il catalogo dell'offerta, cioè andare a avere uno strumento in mano dove il potenziale turisti si troverà quello che gli propone l'operatore A, il B, il C e il D, che va da dove dormire, cosa fare, dove farlo, le attività, eccetera, eccetera. Bene, è più o meno un anno che stiamo lavorando internamente, abbiamo partito di questa consulta del turismo del territorio con la leadership della Camera di Commercio, dove abbiamo proceduto dopo a individuare con la prospettiva di analizzare, mettendo insieme due cose, cosa noi abbiamo, che cosa il mercato turistico cerca, e questo ci ha permesso di individuare quali sono i prodotti turistici territoriali. Vi faccio un esempio. Qualche giorno fa parlavo con un sindaco del territorio, ovviamente per correttezza non dirò né paese, neanche località, neanche sindaco. No, a noi ci interessa tantissimo il turista cicloturistico. Bene, cosa hai? Abbiamo una bellissima ciclovia di 3 chilometri. Lo può ritornare a fare? Ecco, cioè, se tu non hai una ciclovia di almeno 30 km non puoi lavorare sul turismo cicloturistico. Dico bene? Ok? Pertanto qui la logica è la trasversalità. Poco importa se la ciclovia parte dal punto A e mi finisce nel punto Y, che là stia nella zona della OGD X e finisca l'altra. Questa è la logica. Pertanto l'idea è cominciamo a lavorare sui prodotti turistici trasversali, quelli che devono andare a risolvere il problema iniziale che abbiamo visto, cioè di cosa è destinazione la provincia di Vicenza, di cicloturismo o di bike, più generico, piuttosto che culturale, no gastronomico, di outdoor, eccetera, eccetera. Ma per avere questo e evitare che qualcuno, come in passato è successo, mi esca con qualche idea luminosa e diciamo non corrisponda a una visione strategica chiara, ci siamo dotati di questa roadmap che è il Destination Management Plan. Bene, che lavora per i prossimi 2 anni, come vedete, fondamentalmente su questi ambiti che vedete qua, che adesso passo velocemente a spiegarvi. Il primo, la governance. La governance, che è una parola molto bella, vuol dire che noi oggi siamo così. Le 3 OGD, l'IPA, il marchi d'area, eccetera, eccetera, cioè disgregazione. Ok? Dove dobbiamo arrivare? Fondamentalmente quello che vedete qua, cioè a una logica multilivello dove abbiamo ovviamente ogni OGD, ma con il coordinamento operativo della consulta del turismo del territorio, che si trasformerà in un ufficio reale operativo. Questo ci permetterà di passare dalla frammentazione al sistema per pian pianino arrivare a fare questo, cioè come vedete i territori ovviamente sono di più, ma questo evidentemente è molto più come dire schematico. Come vedete voi siete in quest'area qua, cioè ambito territoriale, siete nella strada per diventare destinazione, però se non si diciamo fa la sufficiente struttura e pressing non si arriva. Pertanto questi sono gli obiettivi operativi che ci siamo dati. E arriviamo a che cosa dobbiamo essere, cioè come dobbiamo essere percepiti dal mercato turistico. Beh, destinazione, cioè le linee prioritarie di prodotto trasversale. Noi dobbiamo essere percepiti dal mercato come una destinazione di outdoor, con la caratteristica diciamo, di un turismo attivo ma anche slow. Destinazione food and wine, destinazione bike, oltre a che dobbiamo diventare destinazione culturale con delle particolarità, turismo di special interest, turismo industriale come diceva il signore, piuttosto che anche altri diciamo, prodotti turistici diciamo, di nicchia o di maggiore interesse speciale. E questo ci permette a ragionare con questa logica. Il Destination Management Plan determina quali sono i prodotti prioritari, quelli più grandi, i secondari di ogni territorio oggi strutturato. Montagna Veneta, Pedemontana e Terre Vicentine. Perché è importante questo? È importante perché le OGD dovranno sviluppare il prodotto dentro di queste logiche.
ok? Considerando che sopra, come vedete, sono i prodotti trasversali, ovvero diciamo la consulta, la Super OGD, diciamola così, dovrà lavorare sui cluster tematici trasversali, arte e cultura, outdoor, enogastronomia e bike, mentre che i cluster tematici per andare a migliorare e incrementare l'attrattività dei prodotti turistici per ogni territorio, per andare a intersecarsi. Mi state seguendo? Ok? Bene. Come facciamo questo? Fondamentalmente con gli operatori, perché il prodotto turistico non è il territorio, un prodotto turistico è le attrattive turistiche con i servizi degli operatori che mi permettono la fruizione di quella attrattiva. Per capirci, lei che si occupa di bicicletta mi sembra aver capito, una ciclovia che cosa è? Niente. Un insieme, nel migliore dei casi una sterrata, ok? Nel migliore dei casi. Se non ho la bicicletta con la quale fruire di quella i servizi, bravissimo, pertanto dobbiamo mettere insieme questo si fa con voi come operatori turistici, pertanto la idea è quella di cominciare a lavorare creando dei tavoli di lavoro con voi, cioè dobbiamo andare a scavare, tra virgolette, su voi come operatori cosa fate, dove siete, che cosa mi proponete, cosa mi vendete, per andare a mettervi insieme e creare diciamo una rete di destinazione che adesso vi spiego con le conseguenti declinazioni come rete di prodotto. Meccanismo è la rete di destinazione. La rete di destinazione non sono i sindaci, non sono le Proloco, sono gli operatori turistici dei diversi servizi, attività, servizi, l'accoglienza, la ristorazione, i servizi, il trasporto, le guide, eccetera, eccetera, che devono avere però determinate caratteristiche, non caratteristiche di livello, prezzo, non è quello, ma criteri minimi. Dico due esempi: uno, essere aperti e operativi almeno 6 mesi nell'arco dell'anno, ok? 2, avere la partita IVA o essere, diciamo, operatore commerciale. 3, per esempio, accettare i pagamenti con la carta di credito, perché se vogliamo andare al mercato internazionale, oggi si ragiona così, ok? Bene, mi dica. E anche poi non sono soldi liquidi invece della carta di credito, perché mi è successo sia quest'anno in Portogallo e anche in Patagonia, quindi diciamo che tutto il mondo è paese, ecco, però voglio dire, teoricamente lei deve avere il POS, ok? Però il meccanismo, qui il ragionamento è: tentiamo di andare a professionalizzarci un pochettino, questo è un po' il ragionamento, ok? Questo ci permetterà di mettere insieme le reti di prodotto che corrisponderanno a questi prodotti che abbiamo visti, outdoor, bike, eccetera, eccetera, per costruire il catalogo dell'offerta. Qui avete, diciamo, un esempio, questo è Cortina, però serve già a poter classificare in modo che il turista, il potenziale turista, trovi quello che gli corrisponde e l'interesse. Come faremo, quali sono gli strumenti? Beh, fondamentalmente anche lavorare per ristrutturare una piattaforma digitale, cioè un sito in qualche maniera che abbia dentro tutto questo catalogo, che mi racconti il territorio, ma soprattutto che cosa posso fare nel territorio a partire dalla logica dei prodotti, con incorporati i siti web delle 3 OGD, in realtà delle 2 perché Terre Vicentine non ce l'ha, con il DMS regionale, cioè il catalogo sarà qui sotto, ok? Questo è anche fondamentale per la comunicazione, perché non è che io vi ho detto che l'importante è andare a cercare i turisti. Per i turisti, per andare a cercarli, devo di promuovere e comunicare. In conseguenza dobbiamo di creare un sistema di promozione e comunicazione fatto fondamentalmente di tutto quello che è, diciamo, l'azione di comunicazione social, digital, Google, i soliti canali, ma anche tutto quello che sono la questione, per esempio, dei rapporti, delle press relations, delle blogger relations, eccetera, eccetera. Con un po' di attività di promozione classica, di partecipazione
alcune fiere, quelle generiche sulle quali vorremmo andare con la Regione Veneto, ma anche sulle fiere specializzate, cioè se siamo a destinazione di bicicletta sceglieremo di andare a alcune delle fiere turistiche specializzate nella bicicletta, per esempio in Germania, dove ce n'è una che è importantissima, ok? Non tanto quella di Padova, che quelli di Padova ce li abbiamo già, dei clienti, dobbiamo andare a cercare nuovi turisti. Lo stesso succede con l'outdoor nel caso francese, eccetera, eccetera. Una certa azione di investimento abbiamo previsto in quello che è il digital advertising, la pubblicità sui canali, display, eccetera, eccetera, il social media advertising. E dove? I mercati. Beh, i mercati li abbiamo scelto a partire fondamentalmente dai due criteri. Uno, la stagionalità, ma soprattutto anche i prodotti che funzionano. Pertanto mercati obiettivi strategici per noi, l'Italia, la Germania e l'Austria, che più o meno sono quelli che sono i principali mercati che già oggi vengono in Veneto, dove è relativamente facile andare a spiegarli dove è Vicenza, dove è questo territorio e che cosa possono fare. Ma dobbiamo andare a cercare per il tipo di prodotto turistico che dobbiamo sviluppare, diciamo mercati dove cominciare a entrare, pertanto prioritari che sarebbero il mercato svizzero. Vi faccio una domanda: qual è il principale prodotto turistico delle Svizzere, o meglio detto, perché le svizzeri vengono in Italia? Non per i soldi, perché quelli ce li hanno già. Una volta venivano per le terme di Abano. Una volta. Hai detto? Ho sentito? Vino. No, al mare no. Mare no. No, vengono per la nuova gastronomia. La principale attrazione degli svizzeri per l'Italia è il mangiare e il vero. Il vino hai ragione, ma manca la parte cibo. Okay? Perché è importante questo? Perché al mercato svizzero dobbiamo andare a raccontargli questo territorio dal punto di vista della enogastronomia. Mi seguite? I francesi vengono prevalentemente in Italia non per il mare. I francesi sono francesi. Okay? Le conoscete bene. La France è il migliore del mondo mondiale. Vengono da noi fondamentalmente per la cultura, per le città d'arte. In conseguenza andremo a raccontarvi le ville venete e le ville palladiane. Okay? Nel caso del Belgio e Paesi Bassi, lì sì che stiamo ragionando fondamentalmente sull'active e l'outdoor. Okay? Cioè, non andremo a raccontarli, a promuovere il territorio, se no i prodotti turistici. Ma per arrivare a qua è importante capire che tipo di turista andiamo a colpire, perché con i social oggi e con il digital tu puoi scegliere il turista di dove lo vuoi, le caratteristiche, e poi andare a sapere per quello che ti racconta se è uno che le piace andare in bicicletta o è uno che le piace andare a visitare i musei. Pertanto, come vedete, fondamentalmente, premessa che questo piano non è la Bibbia, cioè non è come dire, scritto sulla pietra, pertanto si può diciamo, sempre modificare e aggiustare, però fondamentalmente, come vedete, stiamo seguendo le tipologie anche dei paesi. Noi abbiamo anche identificato, perché dire la Svizzera è molto generale, qui devono arrivare fondamentalmente in macchina, pertanto il criterio tempo è importante, cioè abbiamo determinato anche i cantoni dove andare a diciamo, presentare la nostra proposta e l'offerta, ok? Come anche i francesi, cioè ci interessano di alcune regioni, non di tutte, ma anche fondamentalmente anche le tipologie e le motivazioni per le quali si muovono. Bene, queste sono fondamentalmente, diciamo, molto velocemente raccontato l'essenza di questo. Primo passaggio, dobbiamo andare a costruire i prodotti turistici, una parola non mi piace, però per farmi capire, di tipo provinciale, sui quali dobbiamo lavorare. Come lo facciamo? Beh, come avete detto, abbiamo lavorato in identificare quali i prodotti turistici trasversali. In conseguenza, quelle che sono le ciclovie che hanno determinate caratteristiche che mi funzionano d'accordo con la domanda del mercato, in particolare sono 6, se non ricordo male, 4 di primo livello, 2 di secondo livello,
prima fase, dopo andremo su altre, anche sui cammini, piuttosto che tutto quello che è l'aspetto, diciamo, delle bile, sia venete come palladiane o l'enogastronomia, eccetera. Abbiamo proceduto alla gerarchizzazione per arrivare a creare questa rete, cioè di destinazione, cioè dobbiamo andare in mano la proposta degli operatori. Ok? Mi seguite? Bene. Per fare questo, l'idea è quella di strutturare il nostro catalogo di offerta a partire fondamentalmente di questi cluster tematici, tutto quello che sono gli operatori che si trovano non nel cammino, attorno sul cammino piuttosto che sulle ciclovie, eccetera, eccetera, che si occupa di enogastronomia, da ristoranti, circuito Baccalà è un esempio, le malghe, le cantine, eccetera, eccetera, tutto quello che sono operatori legati al cicloturismo con le sue diverse varianti e le ville venete aperte e visitabili, perché la stramaggioranza purtroppo non sono aperte, ok? Ma anche tutto quello che sono la parte, diciamo, del turismo delle special interest. Come abbiamo ragionato? Abbiamo ragionato prevalentemente, per farvelo capire, sul fatto che le cammini e le ciclovie sono quelle, diciamo, che hanno una logica di trasversalità, cioè il ragionamento è quello di andare a dire, a comunicare, viene al territorio vicentino a fare bicicletta perché ho 6 ciclovie che hanno minimo 30 km e hai tutti questi operatori dove puoi andare a dormire, mangiare, che ti possono risolvere i problemi, ti accompagnano, eccetera, eccetera, così con ognuno delle tipologie dei prodotti turistici. Lo stesso anche sulle malghe, che sono una particolarità del territorio che va un po' più valorizzata, le cantine, ristorazione, eccetera, eccetera. Bene, e arriviamo alla riunione che faremo il prossimo... Il 28, no? Il 28. A Schio, sì, esatto. Dove passeremo a creare la rete di destinazione. E arriva un punto che è molto importante. Allora, rete di destinazione che cosa è? Una rete non è altro che un insieme di operatori turistici di diverse attività, accoglienza, ristorazione, servizi, eccetera, eccetera, che come dicevo hanno delle caratteristiche comuni. Bene, devono partecipare tutti? La risposta è no, perché se non hai determinate caratteristiche, e non hai voglia di collaborare, ragionare e andare avanti, non funziona. Pertanto procederemo anche a un processo di selezione naturale dove alla fine avremo il gruppo sul quale si ragiona. Bene, allora vi dico come funzionerà questo, anche per esperienza, perché ormai sono già un po' vecchio di questo mestiere. Se io metto insieme un gruppo di operatori turistici, in realtà li posso dividere in 3 gruppi diversi. Un terzo, generalmente sono quelli operatori turistici, ad esempio siete voi, che vi date da fare, lavorate, volete crescere, volete andare avanti, eccetera, eccetera. Bene, un terzo. In realtà forse a volte un po' meno di un terzo. Secondo terzo, quelli di non so, mi sembra che ho fatto sempre così, mi va bene così, però quello che io chiamo un po' il vai davanti da te che a me mi scappa da ridere, cioè quelli che stanno sempre nella retaguardia aspettando il momento giusto per saltare sul carro di vincitore si va bene, o quello di dire meno male che non sono salito. Okay? L'altro terzo, normalmente un po' di più. C'è l'ultimo terzo, che sono quelli che già sanno sanno tutto e che non vogliono fare. Beh, col terzo lasciamolo perdere, non perdiamo neanche un secondo. Ok? Quello che mi ha detto oggi, sono quelli che distruggono. Va bene, ok? Ci concentreremo nel primo terzo, pertanto il lavoro da fare il 28 è cominciare a lavorare e fare questa rete con quelle che ci saranno, che saranno il primo terzo degli operatori turistici. Lavoreremo fondamentalmente su cosa, non sulla teoria, perché quello so che ne avete sentito già troppa, fondamentalmente su come strutturiamo e organizziamo il prodotto turistico trasversale territoriale a partire da quello che vediamo qua. Probabilmente voi mi direte, ci manca il prodotto del turismo industriale. È vero,
ma noi nella prima fase dobbiamo concentrarci, ok? E il turismo industriale piuttosto che il patrimonio industriale piuttosto che anche altri prodotti arriveranno alla seconda fase a partire da metà fine del 2026, ok? Basta, io mi fermerei qua.